Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, Antonina Pardo, ha emesso la sentenza dopo aver preso atto che i due imputati hanno svolto il periodo di lavoro di pubblica utilità a servizio delle due strutture assistenziali e quindi superato il periodo di prova. Quindi sono stati prosciolti per estinzione del reato, dopo la messa alla prova della durata di un anno. Si tratta dei due giovani all'epoca diciassettenni finiti nei guai per la morte della diciassettenne agrigentina Alice Schembri, che si è tolta la vita buttandosi dalla rupe Atenea di Agrigento, dopo essere stata costretta a fare sesso di gruppo e ripresa con i cellulari 2 anni prima. Il pubblico ministero, Massimo Russo, aveva chiesto il processo per i due giovani, oggi ventisenni, coinvolti nell'inchiesta che tra il 2014 e il 2015 non avevano ancora compiuto 18 anni. I due si sono sempre difesi, sostenendo di non avere costretto la ragazza a fare sesso, ma di avere avuto con lei un rapporto consensuale. I loro legali, Daniela Posante e Marco Giglio, in ogni caso avevano chiesto, ottenendolo alla messa alla prova, davanti ai giudici della prima sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Alfonso Malato, invece è in corso di svolgimento il dibattimento a carico degli altri due ragazzi, coinvolti nella drammatica vicenda, un 26enne e un 27enne, accusati di violenza sessuale di gruppo e produzione di materiale pedopornografico. La ragazza aveva annunciato il suo oggetto con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook. Nessuno di voi sa e saprà mai con cosa ho dovuto convivere, scrisse la ragazza prima di uccidersi. Quello che mi è successo non poteva essere detto, io non potevo e questo segreto dentro di me mi sta divorando. Parole terribili che raccontavano anche il tentativo della vittima di farsi forza e convivere con il suo dramma, e alcuni momenti ci riuscivo così bene, spiegò nel post, che me ne fregavo, ma dimenticarlo mai, non potrò averla vinta, come però non posso continuare a vivere così, anzi a fingere così. Il corpo senza vita della giovane è stato poi ritrovato sotto il muraglione della rupe Atenea di Agrigento, dove si era lanciata nel vuoto a fare luce sulla vicenda. Fu allora le indagini della squadra mobile di Agrigento, gli agenti avevano scoperto alcuni video che immortalavano la quindicenne mentre faceva sesso di gruppo con 4 ragazzi.